Amici bellini, il video è quasi una scusa per fare gli auguri al Napoli, insomma, anche se è una data un po' controversa perché poi dipende da dove la fai partire, però universalmente siamo nati il 1° agosto, facciamo 99 anni e quindi auguri a tutti noi, inclusa Carmela Anselmo e a tutti i nuovi iscritti che io ringrazio tantissimo. Il video di ieri è esploso e io vi ringrazio tanto, e oggi dobbiamo parlare del caos legato a Lookman, del caos legato ai terzini. Non so cosa ci va in copertina, cosa ci è andata già in copertina, però ne dobbiamo parlare sicuramente perché ci fanno sapere di un inserimento dall'Inghilterra per Hwang e quindi lo scenario cambia un pochino. Dobbiamo secondo me vedere bene perché c'è un po' di confusione in giro. E per esempio io mi sono svegliato nel gruppo abbonati, è arrivato questo tweet dove si diceva: Schira sentenzia, il Napoli non rilancerà per Hwang, gli azzurri potrebbero decidere di tenere Mazzocchi. E a questo punto a me mi verrebbe da dire all'ana per la palla, nel senso, adesso ve lo spiego bene. Se poi tu scorri, Schira stesso risponde: non ho assolutamente detto questa cosa, nel senso che ero pronto già a cacciare le liste e a spiegare che non è possibile che il Napoli resta su Mazzocchi se poi deve andare a prendere Gutierrez, perché lo sapete già come funziona. Però ne approfitto per ringraziare gli amici di Osan, Osi, O'Hart che mi hanno mandato questa maglietta bellissima e loro ne fanno di ogni. Un progetto che nasce da un gruppo di amici che insomma si divertiva a tradurre in napoletano, anche maccheronico, canzoni inglesi, detti e frasi fatte, come direbbero loro, at bread e pepper bells, quindi a pane e puparuoli, ed è una cosa che a me fa impazzire, proprio per me, dove il mio cervello insomma si azzecca tra l'inglese, l'italiano e il napoletano, lo sapete benissimo, e questo è un connubio perfetto. Vi lascio il link in descrizione del loro sito. Queste maglie sono fatte in cotone bio e sono prodotte a Napoli, ci tengo, e mi fanno sapere anche due cose: che potrebbero lanciare, ci sono moltissimi design, ma potrebbero lanciare una maglietta speciale alle 19:26 di oggi, non so questo video voi quando lo vedete, andate a controllare, e che c'è una promo speciale fino al 31 agosto, 5 euro di sconto se utilizzate il codice fluido 25 sul sito. E ho sempre desiderato di poter dire una cosa: utilizzate il codice mio, è una cosa bellissima. Quindi link in descrizione per the t-shirt of health, a maglia della salute praticamente. Insomma, spostiamoci, perché all'anno per la palla, voglio dire, dobbiamo considerare quelle che sono le situazioni anche delle liste. Questa è la situazione al momento, dobbiamo capire bene, perché non credo che il Napoli si possa riversare su Lookman, mamma mia, Lookman. No, non credo che possano farlo, perché l'Atalanta è stata abbastanza ferma nel dire che i 45 non li accetta. Poi alcuni giornalisti hanno dedotto che per 50 si sarebbe fatto. L'Inter ci fanno sapere che non vogliono rilanciare. Nel frattempo il ragazzo ha cancellato, la conosciamo bene questa storia, ha cancellato tutte le foto con la maglia dell'Atalanta, ha defollowato l'Atalanta sui suoi social, ha messo una foto profilo solo di un cerchietto nero. Insomma, bisogna capire, perché ci avevano detto anche Lookman non farà come Cop Miners, certificati medici e cose varie. No, lui tranquillo, fa sapere che accetta l'Inter, ma continuerà a fare il professionista, faccio cioè, nel senso, mamma mia, e le conosciamo bene queste cose qua. Quindi noi abbiamo festeggiato ieri ma tutta l'ufficialità di Osimhen, lui ci ha salutato, noi abbiamo salutato a lui, ringraziamenti, parapatta e pace. E adesso se la deve vedere l'Atalanta con questa patata bollente. Io ricordo che Lookman doveva andare via anche l'anno scorso in direzione PSG, poi non se n'è fatta niente. E insomma, vediamo, perché sposta tanto in Serie A un attaccante del genere,
sta anche per il fantacalcio, se poi voi avete voglia di fare il fantacalcio, questo è il momento, sono proprio le ultime ore, devo chiudere le squadre tra quelli che vogliono abbonarsi o vogliono supportare su Ko-fi il mensile. Fatemi sapere veramente a brevissimo, perché sto chiudendo i campionati e devo capire quanti ne siamo, e capire se Lookman sta all'Atalanta è un conto, con Juric e come titolare fisso, se va all'Inter è titolare, non è titolare, dove lo metti, e insomma cambia tantissimo. Nel frattempo però noi dobbiamo capire che fine facciamo con i terzini, perché la situazione la conoscete molto bene. Se qua deve entrare un Gutierrez spostando uno Spinazzola in avanti, oppure uno Spinazzola idealmente potrebbe anche andare a fare quello che è il vice di Lorenzo, perché Spinazzola è destro di piede, quindi il terzino lo può fare a tutta fascia anche lì. Falso! Falsissimo! La chiave è però Mazzocchi, la chiave è però Zanoli, che pare abbia molti interessamenti, ma il Napoli deve capire, deve decidere cosa fare anche di Raspadori, di cosa fare sull'esterno sinistro e a centrocampo. Qualora qualcuno fosse nuovo sul canale, e ce ne sono sempre, dobbiamo ricordare questa situazione qua. Per far entrare Gutierrez bisogna salutare Mazzocchi, è l'unico, io non perché ce l'ho con Mazzocchi, ma bisogna salutare Mazzocchi, altrimenti questi 17 sono già completi. Io ho già spostato Simeone di qua in uscita, attendendo insomma un assalto finale del Torino. A proposito del Torino e a proposito di Simeone è stato molto carino anche nel fare gli auguri. Controllate chi fa gli auguri al Napoli in uscita, chi comunque o magari non è tesserato del Napoli ma comunque riposta la storia del Napoli, l'innamorato folle, il signor Elif, che lascio sempre qua per una cosa mia. Poi al di là del valore tecnico è bello vedere un giocatore che è così affezionato a noi, da tesserato di altre squadre. Ce ne sono veramente pochi che fanno cose del genere nei confronti della nostra squadra, e quindi siamo alle solite. Se poi tu levi Mazzocchi per far entrare Gutierrez, quindi levi un terzino destro per far entrare un terzino sinistro, ti manca il terzino destro e lo scenario è questo qua. Se Guanlu non occupava liste, lo sappiamo, se non arriva o resti con Zanoli, oppure tu stai spostando Spinazzola idealmente a destra, e a quel punto ti devi andare a prendere per forza Nusa, nel senso per forza uno che deve andare ad occupare la casella dell'esterno sinistro vicino Lang, che però non occupi liste. Vedete come tutto ha una logica e il mercato non si può fare. Il mercato che farei? Vendo Vergara a 5 milioni, mi vado a comprare. Purtroppo sì, è bellissimo fare dei contenuti così, ma se non fai i conti con le liste non ti trovi. Al di là di quelli che sono i discorsi sugli ingaggi, sul monte ingaggi, le uscite, l'impatto a bilancio che noi analizziamo quando abbiamo i numeri, ma proprio per una questione pratica non lo puoi fare. Quindi è caos assoluto in questo momento, e il Napoli secondo me, Mannati, in una testa così di mal di testa, proprio deve prendersi un Kivu per il mal di testa anche Manna, proprio per risolvere queste situazioni. Tra l'altro io non vorrei, ma se Mazzocchi non accetta nessuna di quelle proposte, o se il Napoli non accetta, perché poi deve arrivare l'offerta giusta, ma Mazzocchi la deve accettare, di andare a un Pisa, andare a una Cremonese, altrimenti si rischia che Mazzocchi ti può anche restare in rosa, semplicemente finisci fuori lista, come capitò a Mario Rui, come è capitato alla Lazio con Yusai. Dispiacerebbe, io non lo so se Mazzocchi ha intenzione anche di ragionare su una possibilità molto romantica, però professionalmente forse non appagante, quella di rimanere, a prescindere, di rimanere nel gruppo, di essere un nuovo spogliatoio, dopo la bromance con McTominay, aggiungere una storia pazzesca tra Mazzocchi e De Bruyne che palleggiano tra di loro, magari, che ne sai, tu dici io ho fatto la mia carriera e ho ancora tanto da dare, però ho preso uno scudetto con il Napoli, con la squadra della mia città di cui sono anche tifoso, un anno dove faccio l'uomo spogliatoio, non lo so, sarebbe da chiedere a Paco se è una cosa che lui contempla oppure no, però questa è la situazione al momento. Qualche rilancio mediatico su Miretti, è uscito un altro nome su un centrocampista under 22, però vista la fonte non lo considero ancora, perché è una fonte che non cito nemmeno perché fanno i nomi a casaccio, e quindi secondo me è inutile perdere tempo finché non si concretizzano.
E il solito discorso, insomma, che resta in piedi di Chiesa eventualmente, se poi dovesse uscire Raspadori si spostano gli italiani, insomma è chiaro, ma non è facile chiudere il tutto. Tra gli altri aggiornamenti, se volete lasciare un like mi fa piacere, leggiamo insomma di giocatori che non partecipano all'allenamento pomeridiano. Si conta Simeone, Ambrosino che ha raggiunto la squadra a Castel di Sangro, forse proprio nella prospettiva che Simeone ci possa lasciare, McTominay che ha fatto pochissime sedute, veramente si sta vedendo poco, speriamo che sia tutto a posto. Gilmour, Juan Jesus, Olivera, sappiamo di quel problema, anche Meret, Buongiorno e Vergara. E insomma i carichi, lo sappiamo, sono pesanti, può essere pure che stiano un po' esagerando quelle che sono le condizioni per rifiatare, e sarebbe anche una cosa comprensibile. Poi leggiamo anche, non lo so se questa è vera, Meret assente oggi perché il tiro di De Bruyne di ieri ha causato un problemino al polso. Stanno girando parecchie immagini, insomma, di ottime parate di Milinkovic-Savic, e siamo veramente in un dubbio amletico sul capire se Meret è ancora titolare, se Milinkovic-Savic si viene a prendere il posto, cosa succederà. È un bel dubbio anche a livello fantacalcistico che si fa. Quindi per Zanoli, oltre a Bologna ed Udinese, 2 club di Premier pronte a investire una cifra vicino agli 8 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. E ricordiamo che sì, la cifra ci può anche stare, ma il valore intrinseco di Zanoli sta nell'essere vivaio Napoli. Poi uno può pure decidere, se il ragazzo non convince è inutile che lo tengo per la lista Champions, comunque non lo farei giocare. A quel punto vai a monetizzare e tieni un giocatore in meno nella lista Champions. Penso che il Napoli debba fare una scelta. E quindi vediamo se il Wolverhampton alla fine riuscirà a strapparci sembra quasi che sai poco. Allora, strapparci Juanlu, mentre su Ambrosino interesse di Bari e Pescara. Il Lecce pare interessato a Vergara, oltre a Parma e Fiorentina, e speriamo non si inseriscano Marsiglia e West Ham nella corsa a Gutierrez, perché nel frattempo io mi sono esaltato su Gutierrez e lo vorrei. Ecco, se Wallu sì, è un profilo che piace, insomma giovanissimo, va benissimo, Gutierrez invece è pronto ad esplodere ed è pronto a essere una freccia importante su quella fascia. Mi esalta parecchio, è dai tempi di Gulam che non ne abbiamo uno così, almeno sulla carta, e potrebbe essere uno che ti aumenta anche la possibilità di gol, ti aumenta la pericolosità in attacco. Poi in difesa ed è un altro paio di mani e noi siamo pronti ad analizzarlo, però in attacco a sinistra manca da un po' di tempo. Insomma, io vi ho fatto il nome di Teo Hernandez, potete pensare a un Tavares, insomma uno di questi tipi di terzini. Forse l'Ipswich torna su Cajuste, il Besiktas sullo sfondo, insomma non ci sono altre novità, le novità di Noartri, non ci sono altre novità certe, ci sono solo voci che si rincorrono e noi facciamoci semplicemente gli auguri. Siamo arrivati a 99 anni e non sentirli, siamo in un momento di grande spolvero, onestamente, con grandi prospettive, grandi sogni, grande entusiasmo, e dobbiamo arrivare al centenario in maniera veramente importante, imporci se possibile in Italia e volendo facendo ottime figure anche in Champions, in Europa. Pensare di competere contro squadre tipo il Liverpool che mettono sul piatto 100 dispari per Wirtz e 90 per Ekitike e quell'altro pure l'offerta per Isaac 138 milioni, cioè non si può proprio fare, non si può proprio fare. Poi non è detto che vincano, perché il PSG è un esempio, avevi Neymar, Messi, Mbappé tutti insieme e non vincevano, poi dopo, sempre spendendo tanto, mettono i giovani in mezzo e vincono, quindi il calcio è bello anche per questo. Bene, fatemi sapere se vi interessa fare il fantacalcio insieme a noi, scrivetemi in privato, vi spiego tutto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, state tuned, iscrivetevi al canale perché c'è un amichevole che ci dobbiamo guardare, quando torna a girare il pallone sul campo ci divertiamo di più. Legarci tutti come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che